Diamo il benvenuto all'ospite della domenica, Edoardo Saitta, grazie per essere qua. Ma grazie a voi per l'invito. È un piacere, complimenti, è una bellissima carriera, un personaggio notissimo e famosissimo che a Catania debutterà allo storico teatro Angelo Musco con una nuova cosa a teatro il 17 di novembre, Il cittadino Onofrio di Antonino Russo Giusti con la regia di Antonello Capodici. Come vediamo qua da questa locandina fa parte di questo marchio prestigioso della nuova gestione dello storico teatro Angelo Musco di Catania. Ma tu sei il ciabattino Onofrio lì, che combinate? Ma hai detto dato un bel aggettivo, la nuova con me. Allora, il cittadino Onofrio effettivamente è un classico del teatro siciliano, battuto pochissimo perché è un testo che non ha avuto fortuna ed è un testo straordinariamente attuale, perché seppure scritto nei primi del Novecento da Russo Giusti, parla di un ciabattino che viene adescato da un paio di persone perché si deve fare la rivoluzione. Quindi deve venire questa signora K, che è una donna russa, gli chiedono la casa in affitto, remunerata anche abbastanza bene, in cambio appunto di questa stanza per fare delle riunioni, perché poi alla fine devono mettere una bomba a Catania. Però naturalmente finisce... Naturalmente dice che lui in un primo momento si vende, però poi trionfa l'animo nobile di questo, dice meglio morto di fame, però onesto. È una cosa un po', come si dice, un po' clownesca, un po'... Ma è brechtiana dal potere, perché questi poi si sovversivi, perché poi tutta una manovra per capire se a Catania ci sono dei sovversivi e quindi arrestarli, quindi è tutta una messa in scena. Però questi per il sì e per il no, per fare la loro riunione segreta, poi si danno appuntamento in piazza. Ci dice qualcosa anche di oggi, anche se è riferita naturalmente sì, a perché fa storiche. riferimento alla guerra, c'è questa signora russa che è la signora K, quindi un po' questi ci sono delle battute quando lui dice ma i russi sono delle persone straordinarie che oggi a me viene un po' male dire. La gente ci rimane un po'. Quando io ho riletto il copione, questa cosa mi ha lasciato un attimino così. Antonio ha detto che è successo? E poi lo vedremo vedremo. Senti, ma Russo Giusto che è un personaggio importante, no? Russo Giusti è uno degli autori, per intenderci, nel pubblico teatrale è uno degli autori di Gattacicova, dell'Eredità dello zio Buonanima. Zio Buonanima, bellissimo. Sono dei testi che sono stati dei trionfi mondiali. Questo cittadino Onofrio non ha trovato sicuramente allora, negli anni, il personaggio giusto che l'abbia fatto esplodere, come è stato Musco per Gattacicova o per l'Eredità. Giusto. E quindi poi con tutti i successori. Forse adesso l'ha trovato Edoardo Saitta. Ma noi abbiamo scelto questo classico perché effettivamente è un classico del teatro siciliano, non è un classico visto e rivisto e riproposto negli anni, e quindi potrebbe essere il nuovo cavallo di battaglia. In più di curiosità anche, dal 17 al teatro Angelo Musco. Adesso, se tu sei d'accordo, rivediamo soltanto alcuni momenti della tua sterminata carriera, va bene? Siamo qua. Proviamo un attimo. Dalle grandi persone ci sono grandi responsabilità. Stavo là bonita per me è una responsabilità. Ci penso, ci penso io a portargli le piscine nei quartieri. Con l'acqua salata? Vabbè, ci penso, ma spero io. Oh, e chiudi, e come? Sahid! Ecca! Anzi, state dopo. Dillo un sorriso, dillo, gioia, perché sempre tu sei il bello, il bravo presentatore, il nuovo presentatore, ti piace a mamma mia. Ti metti sti tacchi? Sei più alto di me, Quello lì è un'opera d'arte. Quello è il titolo, dice tutto. Chiodo fisso. Il fotografo storico del Teatro Stabile di Catania mi regalò questa fotografia, io la portai con me a Palermo, perché me la diede prima di partire per Palermo, la diedi a Turi e si guarda, lasciamela. Io pensavo che voleva rialata, invece no. Alla fine del primo atto mi chiamò prima di andare in scena perché iniziavo il secondo atto e mi fece questo regalo, questo bel regalo. Me ne fece tanti durante i Viceré, ma non solo, anche durante i Malavoglia, però questo è uno dei regali che conservo con più attenzione. La terra cominciò a tremare sotto Catania, crolla.
il pretorio di Quinziano, seppellendo carnefici e sporchi consiglieri, ma Agata no. La riporto sottomente in cella, l'adagio sul suo letto di pietra. Che Dio t'abbia in gloria. Ci chiuro l'occhio e di un momento in poi Agata è storia. Ti metti su con la chiacavata, moneta? Passa davanti, Che passiamo avanti? Che passiamo avanti? Che cosa che raccorra solo che aspetta? A monene, che non posso A monene come ti fai a mia monene? questo è pieno che io non posso vedere però Ah, ma lasciare soli, Senti, la stiamo su, a monene va! Non si stare giù che sei, va, forza! non posso vedere, io voglio stare Ma calmo perché non può vedere? non posso vedere Ma perché? perché Perché muoviti? non mi posso muovere Ma perché? Oh, che avete? ma lo passo aria Io il cappello me lo tolgo soltanto a casa mia e siccome qui non sono a casa mia io né mi tolgo il cappello e né mi siedo, chiaro? esatto, ecco Bellissimo, questo cos'era? Pensaci Giacomino? Questo Pensaci Giacomino. Ah, fantastico. Ma abbiamo visto tantissime cose, Praia Bonita insieme, Devoti tutti, l'Altalena, e in questa bellissima carriera un personaggio che spicca fra tutti, Turi Ferro. Sì, Turi, dico, a parte mio padre che è stato il mio creatore, perché mi ha creato lui sia artisticamente che senza mai però indurmi mi ha fatto scegliere, è stato bravo, in questo senso è stato un buon maestro. Poi c'è stato un passaggio importante nella mia vita che è l'incontro con Turi Ferro, quindi con il Teatro Stabile di Catania. Anche per questo io oggi sposo un progetto che è quello di Carlo Auteri e del Teatro ABC, che è quello del Teatro Musco, cioè l'unione, la coesione e unire le forze per fare grande una struttura. Perché E com'è stato Turi Ferro con te? Turi è stato per me è stata una palestra, una scuola indimenticabile, formativa, perché non era il mio genitore, quindi il genitore ha un rigore, però è sempre il papà, però è sempre lui, era Perché tu ti sei trovato allo Stabile che era ancora per bambino. caso. Io a 12 anni mi sono trovato allo A 12 Stabile. anni, 12 anni, ho debuttato non con Turi Ferro, ho debuttato con la regia di Lamberto Puggelli, con Maddalena Crippa nella Nuova Colonia, quindi di Luigi Pirandello. Quindi per un ragazzo di 12 anni mio padre disse o si traumatizza e smette oppure andrà avanti. Evidentemente è andata così. E quindi lui è stato il tuo maestro. Sì, ho imparato tanto, quella disciplina. Che lui era rigorosissimo, noi lo vedevamo e ci sembrava che improvvisasse, invece non improvvisava niente, è vero? Studiava. Ogni tanto mi diceva vai in camerino, mi prendi per favore il quaderno dove si scriveva la parte, dove si appuntava tutto. E da lì io ho capito che il teatro, perché se me lo diceva mio padre che dovevo studiare, ti saresti ribellato. ma tutto quello che dicono i figli e i padri, vabbè papà, poi lo faccio. Invece vederlo applicato da un grande per me è stato diverso. Quindi studiare, bisogna, insomma, quello che facciamo tutti oggi, noi i giovani, quello che i giovani dovrebbero fare oggi ma che non fanno. Io esorto sempre, e per noi, per non rimanere un passo indietro rispetto alla vita, ma non... Senti, rivediamo ancora un altro momento. Allora, 2 dozzine di rose scarlatte. Siamo tornati molto indietro. Vabbè, dai, ripercorriamo un po' alcune delle tue cose bellissime. Che adesso salti fuori qualcuno. I cani non possono rispondere, rispondo io. Pronto Casaverani? Non c'è. Non c'è. Non c'è. Non c'è nessuno. Ho risposto io perché non c'è nessuno. Speravo saltasse fuori qualcuno, ma non è saltato fuori nessuno. Anzi, quel qualcuno sono io, ho risposto. Non c'è. Nemmeno. Neanche lei. Nemmeno lui. Ci sono io. Non basta? Senti.
Senta, guardi, lei è una signora e non posso risponderle come merita, ma le faccio notare Chi è, signora? Faccia pure. Ah, sì. No, signore, è lei che cercano. Ho risposto io perché non c'era nessuno. Grazie. Prego, guarda, tenga qua. Pronto? Ah, sei tu, Clara? È mia cugina? Ah. È l'avvocato Savelli, un amico di mio marito. Sì, no. No, poveretto. Sì. Ho sentito, è terribile, tu. Sì, va bene, glielo dirò. A che ora parte? E se lei non mi dice, signora? Oh, Dio, che pasticcione, non sa neanche guardare un orario. Ma sì, io lo so guardare, signora, ma è necessario che io sappia lei dove vuole andare, mi scusi? Ah, Cortina da un pezzo, gliel'ho già detto da un pezzo. Veramente non me l'aveva detto, comunque. Cortina, dunque C, Cortina, non c'è, Cortina non c'è. Come non c'è? E guardi, non c'è. Abbi pazienza un momento, Marcella. Guardi qua, signora. Che effetto ti ha Walter fatto? Savelli. È sempre rivedere le cose. Io non amo rivedermi molto, no? Però quando rivedo alcune cose capisco come sono cresciuto. Sono cresciuto e mi fa piacere. Lì avevo i capelli, ero giovane. Però bravissimo, dai, era stupendo. Sì, sono quei personaggi brillanti che mi piacciono, che poi sono quelle cose che ho voluto fare per poi non rifare più. Ah, ecco. Sono quelle cose che tu fai per tenerti. Perché De Benedetti non è facile far ridere con De Benedetti, è un po' lento, no? Quindi sono quelle scommesse. Ecco, Adesso prendo 2 dozzine di rose scarlatte e vedo di farne una cosa diversa. E diciamo che ci siamo riusciti. Sono passati anche 20 anni. Per esempio questa che stiamo per vedere, Matrimonio c'ha la civita. Questo è un classico. Questo l'ho visto anch'io. Vediamo. Ma un fornuto, non dai le cose, i pistoni. La mia. Ma un fornuto, Corriere, non dai cifra, non faccio lava, perché non posso fare il basso. Questo sei pistoni, proprio una mano, io non ce la posso fare una mano. Uno. Vai in tutta cantoriera e vai in americana. Come? A questo lontano, Dai, la cantoriera, vicino. Ma c'è cavolo, stai squagliando, era stamattina che mi facete fare i viaggi. Mi fa prestare 15 piatti e 15 puccetti, che poi ci vai a fare un 15 piatti e 15 puccetti. e 15 puccetti. Oh, festivo. Oh, ti cudetto, no? No, che la fai? Tu finisci che la mattaglia la faccio comunque. Vabbè, io mi faccio urare lo stesso, però mi raccomando, non facete solo buono. No, tu. So come garantisci l'upa americana, perché chi da conosce a mia, a me faccio conoscere. Non ci sta chiedendo a fare se deve stare, fuori. Perciò, se si perde qualche piatto, oppure quando finisce un festino per salvate magari i giovani e mura, garantisci l'upa, va bene così? Fai un altro favore? Che favore? Ma non ci punta non posso fare le piatte, le puccetti. A me? A tutto quanto giù. Con chi sei lì, dai? Lì sono con mia mamma. Ecco. Lì sono con mia mamma. Che salutiamo. Alla quale mando un bacio enorme. E quello è un personaggio che io ho preso dalla realtà. Perché questo personaggio che tu vedi con le sopracciglia folte è esistito veramente, si chiamava Filippo e faceva il barbiere a domicilio e aveva questa camminata energica, no? Fa tutto così, io faccio, ma non faceva niente. E allora io l'ho portato a teatro e fu un successo perché poi c'era un tormento, lui non sapeva mai niente, ci dice no, ma non lo so, ma chi è stato? Non lo so, ma tu cuci così, non lo so. E lui era così nella vita, non sapeva mai nulla, ed è stata una fortuna. Ma il teatro ha questo fascino pazzesco anche sui giovani oggi, vero? Sì, malgrado il Covid, adesso che vi ha penalizzato malgrado il Covid, malgrado Netflix, malgrado i telefonini, io sono per strada, sono sul territorio, incontro tanta gente e il teatro si sta rivalutando anche tra i giovani. Questo è bellissimo, no? Stanno cominciando a capire che quella è una forma di civiltà
e di cultura che non bisogna mai accantonare. Allora, fatto quello, visto quello, seguito quello, possiamo seguire meglio Netflix, possiamo seguire meglio i film. E si possono anche vedere parodie divertenti, come quelle che stiamo per vedere adesso, di due capolavori importantissimi del cinema internazionale. Vediamo. Allora ragazzi, basta. Allora, siamo pronti oggi? Prova cavallo di battaglia. Ce l'abbiamo, professore. Sì, io ce l'ho. No, ce l'abbiamo noi. Io ce l'ho il cavallo. Sì. Noi abbiamo un pezzo di varietà a 2 che adesso però le facciamo vedere il finale a 1. Sì, io. Tata umpa, tata umpa, tata umpa. Prima finiva con la spaccata, ora non ce l'ha più. Va bene, basta, fatemi vedere questo prova cavallo di battaglia. Abbiamo il cavallo di battaglia horror. Sì, horror. Sono una signora. Sì, lei è l'esorcista. Lei deve fare la mamma della posseduta. Uccello, come si fa? Ci penso io. Professore, lei si deve vestire da donna. Può? Non le verrà difficile. La prego, professore, lo faccia per La noi. mamma della bambina. La mamma della posseduta. Non si è visto, comunque vabbè. No, abbiamo fatto questa parodia, qui eravamo, eccolo, siamo 2 ragazzi, 3 ragazzi più giovani, agli esperimenti siamo io, Alessandro Idonea e Loredana Scalia. E lì fate l'esorcista. E qui stiamo facendo l'esorcista in chiave comica, quando avevamo il tempo di... sai Michele, quando avevamo il tempo di pensare a quello che dovevamo fare, perché non avevamo famiglia, perché non avevamo... Un po' di rimpianto forse? No, rimpianto no, però quei momenti mi mancano, quei momenti dici, caro sì, che facciamo? Che facciamo? Sai un po' come gli Squallor, che erano personaggi importanti, tu lo sai benissimo, no. Cerruti, Totò Savio. Eccoti, abbiamo visto. Vabbè. Finito di scrivere Maledetta Primavera, dici, che cosa facciamo? Esatto. Giochiamo. E poi lì avevate fatto anche Titanic o Titanic, come si dice, no? Anche il Titanic. E questa è bella questa idea di... Sì, gli abbiamo messo dentro Schettino allora perché c'era stato il disastro. Diciamo che erano i tempi in cui studiavamo di più. Ah, ecco. Quindi studiavamo e perché poi avevate più tempo, questo tu avevamo dici? più tempo, ci riunivamo magari davanti a una pizza, una crepa alla Nutella e creavamo. Perché poi tu hai fatto anche, adesso poi vedremo altri momenti di teatro, ma hai fatto anche tante serie, Commissario Montalbano, Il Capo dei Capi, Una vita rubata, Giovane Montalbano e I fantasmi di Portopalo, dove ci sono tutti i tuoi colleghi, Zingaretti, Daniele Liotti, c'è Beppe Fiorello, la regia di Sironi, cioè, quindi hai fatto, non hai avuto più tempo no, magari queste sono cose che ho fatto perché io non ho inseguito né la televisione né il cinema, non nelle serie TV, però quando sono capitate di farle, le ho fatte con molto piacere. Certo, il Capo dei Capi, se tu adesso ci sono io, ma se per sbaglio ti dovesse cascare il telecomando a terra e tu ti chini per prenderlo, appena ti susi, poi mi perdi, perché è una cosa fugace. Allora ecco. Girammo tantissimo, poi ci sono state dei ma non era un ruolo grande. Invece nei Fantasmi di Portopalo, nella vita rubata, magari trovo il Giovane Montalbano, trovo un attimino qualcosa di più significativo. Senti, e poi la televisione con Salvo La Rosa insieme. Comincio con Salvo, sì. Vediamo, Salvo il nostro amico Salvo La Rosa. Per le campagne elettorali si candida chiunque. A me è capitato di entrare una volta dal macellaio, è una cosa molto seria, e un macellaio, perché oggi quando la chianga va male dice un chiosco non mi sta chiedendo buona, la chianga va male, che fa? Mi candido al consigliere comunale. No, non si fa. Io è capitato, io sono andato a prendere la carne, io mi abbattivo scontrino fiscale, da un lato scontrino fiscale, dall'altro facsimile per la campagna elettorale. Proprio sullo scontrino fiscale della macelleria? Sì, c'era io stampato con capretto in de mano, mandale chi ne sanno, dice votami, canne vennero per tutta la vita. Questa cosa non va. Non è più così, vero? Adesso è molto peggio. Ma successe davvero questa cosa? Il macellaio aveva i facsimili suoi. Quando mi batté lo scontrino di questa cosa, prese lo scontrino, lo appoggiò sul facsimile e mi dissi prego.
E poi mi ha dato, da questa cosa ho tirato quindi fuori. tu la vita veramente ti stimola per ogni... Io ho un one man show che di tanto in tanto faccio perché mi diverte farlo, dove non racconto nulla di costruito. Tutto ciò che io vedo durante le mie giornate a casa con mia moglie o io le racconto, queste cose fanno ridere e mi rendo conto che quanto è bello avere questo, la gente è un po' il tuo grande fratello, no? Sì. Quest'occhio sempre puntato... Tu hai uno spirito di osservazione che forse adesso è concentrato più sui telefonini, per cui siamo meno attenti a... Meno attenti a quello purtroppo, che... Purtroppo, però quando poi li riporti alla vita reale, quando tu metti davanti lo spettatore davanti ad uno specchio, quello che gli può succedere a casa quando vai a buttare la spazzatura, che ti devi cambiare i vestiti, perché tua moglie non vuole che esci con i vestiti di dentro per buttare la spazzatura, dice che ti sta facendo? Sto andando a buttare la spazzatura con i vestiti di dentro, cambiati. Cioè tu ti devi mettere quali vestiti metti? I vestiti di fuori. Tu sai cosa sono i vestiti di fuori? Io ancora non lo so. Bellissima sta cosa. Quando tu metti lo spettatore, per buttare lo spazzatura ti devi cambiare. Quando pure ti ritiri dal mare, vado a fare la spesa, vestito al mare, ma che male c'è? Cioè, voglio dire, sono delle dinamiche che fanno... Bella. E questo è proprio il tuo spirito di osservazione che rende subito poi la vita reale resa... La ribaltiamo, la portiamo in scena e cerchiamo di divertire la gente. E come no, l'hai fatto tantissimo, compresi i classici, diciamo, come De Filippo, Peppino De Filippo, e vediamo un momento in quale onore, vediamo un attimo. Allora lei Silvia dimentica di avermi detto quello storico ti amo, Come sarebbe a dire? Lei sostiene che io le abbia detto che l'amo. E quando? Ma come quando? Al funerale. Al funerale? Al funerale di Cornetto Solitario. Il suo pappagallino, signore. Se lo ricorda il suo pappagallo? Quel bel pappagallo spennacchiato, muto, sordo, Usciamo e rientriamo in studio. Intanto non era quale onore, ma era il piacere del tradimento. E ti faceva ridere perché sono passati 25 anni e allora rivedere queste cose come si faceva una cosa 25 anni fa fatte benissimo, dai, che ridere. Fatte che mio papà mi diceva non le fare. Io ero pieno di, come dire, ero carico, avevo una gran voglia di fare, e poi è giusto anche sbagliare determinate cose. Non voglio dire che sono errori, per carità. Non mi pare. No, però 25 anni fa, già per una cosa fatta 25 anni fa erano cose belle, divertenti, esatto. Erano cose simpatiche. No, certo. Erano cose simpatiche. Benissimo, e poi non è vero, la carica ce l'hai ancora e lo vedremo il 17 di novembre al Teatro Angelo Musco con il cittadino Nofrio e il nostro Edoardo Seitta, che ringraziamo molto per essere stato con noi. Io ringrazio voi per l'ospitalità, io qui sono a casa. Tu sei a casa tua, e quindi complimenti per tutto e a prestissimo. Grazie. E bravo, applausi.